E registriamo questo aumento, diciamo così, ecco, di ricoveri. È un aumento quello che abbiamo notato ieri di 5 casi, quindi giornaliero, non dà ancora una tendenza settimanale, lo vedremo tra qualche giorno, però ci sono questi ricoveri che sono in un numero, come dire, giornaliero maggiore che in altri tempi, insomma, ecco, nelle settimane scorse o nei mesi scorsi. E quindi attenzione molto alta. Continuano a crescere i ricoveri all'ospedale di Padova, lo conferma il direttore generale Giuseppe Dalben. Solo ieri sono stati 5 i pazienti ricoverati per Covid. Ora sono 24 in area medica, 10 in terapia intensiva, 4 in subintensiva. Questo rialzo mostra come l'emergenza non sia finita e che è importante che chi non si è ancora vaccinato lo faccia. Stiamo valutando un po' anche il tema di questa variante Delta Plus, noi non la stiamo ancora riscontrando, però insomma è un tema che stiamo attenzionando. Mentre stanno iniziando le vaccinazioni dei sanitari con la terza dose, continuano anche le sospensioni per quelli inadempienti. Sono 126 i sospesi, 2 i medici, i restanti sono infermieri e personale sanitario diviso in modo eterogeneo in tutti i reparti. Siamo saliti a 126, quindi un balzo notevole in avanti. Sì.